Radio Magica presenta Il forziere misterioso. Maria Elena Porzio racconta una storia ispirata al forziere veneziano che si trovava presso il palazzo del Ragionato di Palmanova. Una mattina del 1598, nel palazzo del Ragionato, il tesoriere stava davanti a un oggetto di straordinaria fattura realizzato a Venezia. Era un forziere in ferro, con un doppio fondo segreto in legno. Lo scrigno custodiva il denaro necessario a pagare gli uomini che costruivano e mantenevano le difese della città. Quanto a sicurezza, i veneziani sono imbattibili, disse l'uomo ammirando l'opera ingegnosa. Potete dirlo forte, rispose il provveditore. Abbiamo costruito una città inattaccabile e ora questa meraviglia. Non ho mai visto una cassaforte di tale bellezza. Così dicendo, gli mise una mano sulla spalla e aggiunse: sarò assente per qualche giorno, dunque mi raccomando. I lavori di Porta Aquileia sono terminati e oggi stesso gli uomini vanno pagati. Siamo già in ritardo di una settimana. Non voglio lamentele. Sarà fatto, rispose il tesoriere. Il forziere non si apriva con una semplice chiave, ma esigeva una sequenza di 8 movimenti segreti. Giunto il momento di aprirlo, il tesoriere si piazzò davanti allo scrigno e guardò le decorazioni sul coperchio. In realtà erano combinazioni. Andavano ruotate a destra e a sinistra e premute con un ordine stabilito. Il problema era che, al momento, quella precisa sequenza proprio non gli tornava in mente. Il leone, devo ruotarlo a sinistra? No, a destra. Provò. Non accadde nulla. Ah, che sciocco! Dovevo iniziare dal fregio a forma di foglia. O forse dal lucchetto dentato. Provò un'altra combinazione, ma il meccanismo restava immobile. L'uomo iniziò a sudare freddo, mentre davanti al palazzo le maestranze si stavano radunando in attesa della paga. Muratori e scalpellini battevano i piedi e iniziavano a fare la voce grossa. «Abbiamo finito il nostro lavoro!» disse uno col pugno alzato. «Vogliamo essere pagati!» replicò un altro. Il tesoriere, però, aveva la testa completamente nel pallone. Guardava e riguardava la cassaforte, sforzandosi di ricordare, ma niente. «Che succede, messere?» chiese la governante che nel frattempo stava riordinando la stanza. «Succede che non mi ricordo più la combinazione. Fino a stamattina la sapevo a memoria, come l'Ave Maria, e adesso, puff, tutto svanito». Vedendo la sua disperazione, la donna si avvicinò. «Signore, se posso permettermi, il provveditore scrive sempre tutto». «Hai ragione! Come ho fatto a non pensarci?» A quel punto il tesoriere si ricordò del quaderno rilegato in pelle, nascosto dietro un pannello della libreria. Corse a prenderlo. Tra le pagine piene di numeri trovò un foglio piegato. Dentro c'era una poesia apparentemente innocua. Il leone guarda a sinistra e la foglia sale piano. Dove il fiore si sposta, gira l'anello con la mano. Il suo volto si illuminò. Ora sì che ricordava tutto. Posò le mani sul forziere e, recitando i versi, ruotò il leone a sinistra, sollevò il fregio floreale, spinse in avanti una borchia, ruotò un altro meccanismo a destra e così via. Uno a uno compì tutti i movimenti necessari e all'8° un clic risuonò nel silenzio. Il coperchio si sollevò. Il forziere era aperto. Il tesoriere tirò un sospiro di sollievo e presi 2 sacchi di monete,
uscì per pagare gli uomini. Mentre distribuiva i denari, pensò che la sicurezza non sta solo nei segreti, ma nella memoria condivisa e, nel suo caso, anche nella prontezza di una donna che glielo aveva ricordato. Una volta tornato in ufficio, mandò a chiamare la governante. «Grazie, se non fosse stato per voi», le disse porgendole qualcosa. «Dovere mio, signore», rispose lei, e con un inchino uscì dalla stanza, stringendo tra le mani una moneta d'argento.